Ci rivolgiamo alla parola del Signore, Amen. così come la troviamo scritta in Matteo capitolo 11 dal verso 25 fino al verso 30. Matteo capitolo 11 dal verso 25 fino al verso 30. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Inizio la lettura. In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce appieno il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce appieno il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Amen. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi pure. Gloria al Signore. In quel tempo, abbiamo letto, era un tempo benedetto. Amen. Come vogliamo che anche questo tempo sia benedetto. Colui che benedice il Signore. Alleluia. Prima di elevare questa preghiera così intima al Padre, Gesù rimprovera ai versetti precedenti, al versetto 20, rimprovera le città impenitenti, cioè delle città che non si sono ravvedute nonostante i miracoli compiuti. Ed è toccante questo passo, perché a volte pensiamo: oh, se ci fossero i miracoli, no? Oh, se, gloria a Dio. La certezza è che Dio c'è. Amen. Che quando ci raduniamo nel suo nome, Gesù è presente. Amen. Il miracolo è quando apriamo il cuore e sentiamo la sua presenza. Amen. Gloria a Dio. Nonostante i miracoli, Gesù rimprovera Corazin, Betsaida, e leggiamo così: guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E poi, rivolgendosi a Capernaum, e lì veramente Capernaum ha visto tanti miracoli. E tu, Capernaum, tu fosse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino a oggi. Perciò io lo dichiaro: nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Pensate, il pensiero, la delusione di Cristo. E poi eleva questa preghiera che abbiamo letto, quando in quel tempo Gesù poi prese a dire: io ti rendo lode, o Padre. È un brano che descrive l'intimità tra Gesù e il Padre. E questo passo viene definito come il giubilo di Gesù, dopo dispiacere per aver visto delle città non ravvedersi. Ecco che lui si trova giubilo nel rivolgersi al Padre, così come dobbiamo fare anche noi. Dobbiamo trovare la piena soddisfazione nel cercare la presenza del Signore, perché molte cose, e dico tutto, ci delude in questa vita, Ma quando ci rivolgiamo a Lui, quando eleviamo a Dio la nostra preghiera sincera e quando troviamo l'intimità con Lui,
tutta la delusione va via. Ci sentiamo soddisfatti. Gloria al Signore. E in questo passo che abbiamo letto rivela in questa preghiera Gesù la natura del suo rapporto con il Padre e offre anche un invito universale al riposo spirituale, a trovare riposo in Lui. La rivelazione ai piccoli come primo punto, no? Abbiamo letto: a te Padre è piaciuto rivelare le cose del regno non ai sapienti e agli intelligenti, ma ai piccoli. Chi sono i piccoli? Non i piccoli di età anagrafica, ma i poveri nello spirito, gli umili di cuore. Amen. Gloria al nome del Signore. Sono questi che possono percepire la realtà della gloria, della presenza di Dio, sentire Cristo vivente. Sono i piccoli. Amen. Amen. Alleluia. Inizia con una preghiera di lode, ringraziando il Padre per aver nascosto i misteri del regno ai sapienti e agli intelligenti, cioè chi si affida solo alla propria logica, alla presunzione dottrinale. Ne avete conosciuti persone così? Il mondo è pieno di queste persone. Alleluia. Ma il Signore ha scelto, il Padre è piaciuto al Padre rivelarsi invece ai piccoli, agli umili, ai poveri di spirito, a coloro che riconoscono di aver bisogno di Dio. Riconosci questa mattina di aver bisogno di Dio? Amen. Io ho bisogno di Dio. Amen. Voglio continuare ad aver bisogno di Lui. Alleluia. Poi c'è questa mediazione del Figlio. Quando abbiamo letto Gesù, quando afferma: nessuno conosce il Padre se non il Figlio, no? E nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Cioè l'unico mezzo per arrivare a Dio Padre è il Figlio. Amen. Dio ci ha dato il suo figliolo Gesù e Gesù si è rivelato nella nostra vita e possiamo dire, capiamo quelle parole che dice Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre. Ma voi che adorate, vi riunite nel nome di Gesù, ma c'è solo Gesù? Qualcuno mi ha detto. E Dio? La scrittura mi rivela che nessuno va al Padre se non per mezzo di Gesù. E Gesù lo afferma anche in questa occasione. Nessuno ha visto, conosce il Padre se non il Figlio. Amen. E nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Quindi noi ci raduniamo nel nome di Gesù e possiamo dire di aver trovato la strada per andare al trono di Dio, vero? Alleluia. Gloria al nome del Signore. La conoscenza di Dio non è una conquista intellettuale, ma è un dono che passa attraverso la relazione con Gesù. Amen. Alleluia. Come pastori cerchiamo di incentivare anche i fratelli della scuola biblica, incentivare i ragazzi che vogliono servire il Signore. È buona la conoscenza, lo studio dottrinale, è cosa buona, ma va unita alla ricerca della guida dello Spirito Santo. Amen. Perché solo la conoscenza dottrinale non ti porterà alla conoscenza della persona di Cristo. Amen. Ma è lo Spirito Santo che, guidando quella conoscenza che abbiamo acquisito, apre la nostra mente e comprendiamo certi passi della Scrittura. Gloria a Dio. C'è un meraviglioso invito al ristoro, perché Dio desidera ristorare le anime nostre. Amen. Alleluia. Dio desidera che ciascuno di noi possa trovare il proprio riposo in questo mondo così travagliato. E c'è questo invito meraviglioso: venite a me, voi tutti che siete stanchi
e oppressi, e io vi darò riposo. Amen. Venite a me. Alleluia, dice Gesù. Noi vogliamo andare a Lui Amen. anche in questa mattina. Se ti senti stanco, oppresso, aggravato, andiamo insieme a Gesù. Stiamo ai piedi del Signore. Amen. Amen. Alleluia. Gesù si rivolge a chi vive la fatica della vita, non solo materiale, ma anche spirituale. A quel tempo c'erano i dottori della legge che appesantivano il popolo, i farisei. Presentavano la legge del Signore come qualcosa di pesante. Alleluia. È l'invito rivolto a quanti hanno problemi nella vita e sono schiacciati dal peso del peccato. Andando a Lui, cioè a Gesù, troviamo la libertà e il sollievo e troviamo anche le forze necessarie per andare avanti. Amen. Il popolo di allora, così come la gente di oggi, non ha bisogno di una legge pesante. Amen. Servire il Signore non deve essere un peso, ma deve essere ed è una gioia. Amen. Nel servire il Signore noi possiamo riposarci, Amen. non dobbiamo appesantirci oltre. Alleluia. Qual è la promessa di Gesù? Il ristoro. Voi troverete riposo alle anime vostre. Non è solo una pausa fisica, ma una pace profonda dell'anima che nasce dall'affidarsi a Lui. Amen. Ed è qualcosa che dobbiamo imparare a fare, affidarci a Lui. Amen. Amen. Gloria al Signore. Dobbiamo imparare a lasciare a Lui ogni cosa. Sembra facile, vero? Ma più conosco fratelli, sorelle, mi rendo conto che più questo concetto non viene applicato. Perché ahimè, tanta ansietà, tante preoccupazioni, tanti pensieri affliggono, ci affliggono. Ma gloria a Dio, vogliamo andare a Gesù realmente, non a parole. Signore, affido a te non solo la mia vita, i miei problemi, i miei pensieri, le necessità, come farò, come non farò. Riposiamoci nel Signore. Amen. Alleluia. Parla del giogo. Il suo giogo è dolce, il carico che Egli ci dà è un carico dolce, bello da portare. Gesù invita a prendere il suo giogo e ci invita ad imparare da Lui. Imparate da me, perché io sono umile e mansueto di cuore, dice Gesù. Quindi anche noi dobbiamo essere umili e mansueti di cuore. Amen. Amen. Alleluia. Nel linguaggio biblico il gioco rappresenta quella legge, la Torah, ed era pesante da portare. Le persone erano peccatori e di fronte a coloro i quali insegnavano la legge non riuscivano a trovare il refrigerio spirituale, ma anzi al peso della vita, dei propri sbagli, dei propri errori, aggiungevano anche il peso della legge di Dio. Veniva descritto un Dio severo. Dio è giusto. Amen. Come conosci tu Dio? In modo severo? Io conosco Dio giusto. È giusto. Conosco Dio che mi comprende. Amen. Non che tollera, ma che mi comprende. Amen. Significa che quando cado e alzo il mio sguardo al Signore, riconoscendo dove sono caduto,
e chiedendo umilmente, Signore aiutami, salvami, ho bisogno di te, ho sbagliato, io vedo la mano di Dio Amen. e sta a me afferrare quella mano ed Egli mi sorregge, amen, Amen. mi tira su. Ma loro non proponevano questa legge, questo insegnamento, una legge che appesantiva ancora e ancora di più. L'uomo non ha bisogno di pesi, l'uomo ha bisogno di Gesù. Amen. Amen. Gesù salva, Amen. Gesù guarisce, amen. Gesù dà riposo all'anima, gloria a Dio. Alleluia. Questo è il messaggio di Cristo, questo è il messaggio che noi vogliamo vivere e vogliamo diffondere. Alleluia. È un messaggio positivo, amen. Amen. Il Vangelo ci invita ad essere persone positive. Alleluia. Avete mai conosciuto quelle persone a solo sentirli parlare sempre di catastrofi, no? Ma ci sarà una speranza. Sì, c'è questa speranza. Sì, Gesù è la nostra speranza. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo sempre guardare al positivo, essere positivi e proporre questo messaggio positivo alle persone che non hanno bisogno di altri pesi. Hanno bisogno solo di ascoltare che Gesù li può perdonare. Amen. Amen. E Gesù perdona dei peccati, gloria a Dio. Gesù propone, tra virgolette, una nuova legge basata sull'amore e sulla grazia, che a differenza di quella oppressiva dei dottori del tempo è una legge dolce e leggera. Amen. Amen. Gloria al Signore. Quando Gesù dice imparate da me, non si tratta di imparare nozioni, ma si tratta di imparare uno stile di vita. Amen. Uno stile di vita. Vogliamo vivere in modo mite. La mitezza vince la violenza. Amen. L'umiltà permette di essere canali della grazia di Dio. Amen. Amen. Dicevo ieri sera, l'umiltà è una qualità. Nel mondo è qualcosa che molti offendono. Soprattutto le persone umili vengono offese, ma davanti a Dio è una qualità. Alleluia. Quindi vogliamo imparare ad essere umili e mansueti di cuore, Alleluia. come lo è Gesù. Alleluia. Gesù non è venuto con arroganza, né ha mostrato violenza quando parlava e insegnava alle folle. Amen. Ma ha mostrato rettitudine e giustizia, un parlare che toccava il cuore degli uomini. Amen. Alleluia. E ancora oggi Gesù parla allo stesso modo, il modo di parlare, la parola non è cambiata. Amen. Grazie Signore. D'altronde Gesù ce lo insegna, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Alleluia. Neanche un segno, una virgola della mia parola passerà. Amen. E noi possiamo dire grazie Signore, anche questo è vero, che tu ci hai detto. Dopo anni e secoli, ancora oggi leggiamo la parola di Dio. Amen. E grazie a Dio perché il centro del culto è la parola di Dio. Alleluia, bello cantare, belli cantici, ma l'uomo ha bisogno della parola di Dio per vivere spiritualmente. Non abbiamo bisogno del cantico. Cantico è un'espressione di lode per glorificare Dio, stonato, non stonati, cantiamo, no? Abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio, perché l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca del Signore. Amen. Questa parola produce vita, alimenta la fede, ci porta alla speranza. Amen. Gloria a Dio. In sintesi, per concludere, questo brano, ma così come tutto il Vangelo, offre consolazione
e senso di vita, invitando a smettere di contare sulle proprie forze e ad accogliere l'amore di Dio, quell'amore vero che porta sollievo alle fatiche dell'esistenza. Possiamo dire amen? Amen. Se condividiamo, è così. L'amore di Dio porta sollievo. Gloria a Dio. Guardate, io vi dico una cosa, per insegnare ancora. Io dal lavoro e da un po' di tempo mi sento stanco, ma così stanco, desidero la pensione. Purtroppo ci vuole ancora qualche annetto. Però Dio solo sa, mia moglie e i miei familiari, torno a casa stanco. Ma se mi dite, c'è un culto, ci vai? Io ci vado. Ci sono dei chilometri da fare, io ci vado, perché io mi riposo nel servire il Signore. Gloria a Dio. Se mi dite c'è il culto, partecipo, gloria a Dio. A me piace partecipare al culto. A me piace lodare il Signore, io mi riposo nel Signore. Alleluia. Vogliamo imparare da Gesù. Vogliamo accettare questo invito questa mattina. Io capisco che chi più chi meno è stanco, ma vogliamo andare a Lui. Amen. Amen. Venite a me, dice Gesù. Sei stanco? Ma vieni a me, vieni. Trova riposo. Alleluia. Gloria a Dio. Io ho visto nella mia infanzia fratelli, chi faceva il meccanico, chi faceva il muratore, chi faceva. La sera di settimana, di mattina erano liberi, la domenica mattina o la domenica pomeriggio facevamo i culti, ma di settimana venivano lo stesso al culto. Qualcuno si vergognava e diceva al pastore, ma sono vestito sporco, vieni lo stesso in chiesa. Dio accetta anche i lavoratori. Amen. Amen. Fratelli chiudevano l'attività, smettevano di lavorare, prendevano una saracinesca, un fratello meccanico, mi ricordo, e veniva con la tuta di meccanico. Amen. Qualche volta riusciva a togliersela e veniva, ma se stesso sporco, ma partecipava al culto, perché dopo tanta fatica fisica la sua anima si riposava Alleluia, Gesù. partecipando al culto. Amen. Amen. Questo ho visto, gloria a Dio. E ringrazio il Signore per questi insegnamenti, perché il Signore è sempre fedele. Amen. Alleluia. Spesso non troviamo un riposo perché non andiamo ai piedi del Signore. Preferiamo stare a letto, che ci può far riposare fisicamente, ma nell'animo troveremo sempre quella stanchezza, che abbiamo bisogno di liberarci. È vero? Amen. È l'unico in grado di liberarci da ogni stanchezza spirituale, emotiva, oltre a quella fisica, lo può fare anche, è Gesù. Amen. Amen. E quando dice venite a me, voi tutti che siete stanchi, aggravati, oppressi, io vi darò riposo, io voglio dire Signore, io voglio venire a te. Amen. Amen. Dai il riposo all'anima mia. Amen. Fa che la mia anima riposi in te e in te solo, Signore. Si acquieti l'anima mia, come dice un bel cantico antico. Gloria al nome del Signore. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare Gesù. Alleluia.